Nonostante il Friuli Venezia Giulia registri un'incidenza di povertà energetica tra le più basse d'Italia, 5,5% contro una media del 9,1% in nazione, il fenomeno colpisce già 65.000 residenti. La crisi in Medio Oriente e i rincari di gas e luce minacciano di peggiorare drasticamente questi numeri. La povertà energetica colpisce alcune categorie particolarmente vulnerabili, come gli anziani soli, le famiglie numerose e i nuclei con redditi instabili. Artigiani e commercianti sono colpiti due volte. Oltre 45.000 operatori in Friuli Venezia Giulia devono affrontare rincari record sia come utenze domestiche sia per i costi fissi delle loro attività, vedendo i propri margini di profitto erosi da bollette insostenibili. Anche gli artigiani e i piccoli commercianti sono a rischio. In Friuli Venezia Giulia stiamo parlando di 45.000 operatori che lavorano da soli, ovvero non dispongono né di dipendenti né di collaboratori familiari. Purtroppo questi rincari li pagheranno due volte, nelle proprie abitazioni, nelle botteghe e nei negozi in cui esercitano l'attività. Il risultato è una pressione economica crescente che mette in difficoltà queste microimprese, costrette spesso a ridurre i consumi o a rinunciare agli investimenti pur di riuscire a sostenere i costi delle bollette che purtroppo sono diventati ormai proibitivi. Le proiezioni della CGIA di Mestre stimano un prelievo aggiuntivo enorme sui bilanci delle famiglie italiane. In Friuli Venezia Giulia l'aggravio previsto per l'anno in corso è di 126 milioni di euro, un peso che grava soprattutto su nuclei più fragili e su chi vive in abitazioni con scarsa efficienza energetica.